Amici bellini, allora doveva arrivare il momento di commentare una sconfitta del Napoli. Siamo pronti a farlo con un po' di screenshot con le pagelle e anche una curiosità che mi è arrivata testè, qua è notte, quindi cominciamo. Allora, veramente, prima di tutto ringraziamo Alberto che, se non sbaglio, si è collegato con noi, si è iscritto al canale durante la live di ieri, che è stata sempre molto interessante, piena di spunti, ci siamo comunque divertiti alleggerendo un po' la collera. Però voi lasciate i like, perché i like non sono una cosa che viene dopo le vite. Non riesco più a parlare, è troppo tardi di notte, però per voi è mattina, quindi andiamo con un ambrabam tattico direttamente alle cose nostre. Ovviamente possiamo tornare anche indietro, perché fa piacere Kvicia che non ha brillato. Ci fa piacere far vedere sempre gli XG, possiamo trarre degli spunti da queste cose. Ovviamente le statistiche non sono tutto nel calcio, lo sappiamo, però ci siamo divertiti a notare che vedete che il Napoli ha più pallini fondamentalmente, però molti di questi tiri sono tiri bloccati, tiri che finiscono fuori dalla porta. Onana non è stato un protagonista di questa partita, come forse non lo è stato neanche Meret. Inter che ha avuto molte più occasioni nel primo tempo, anche occasioni clamorose, e poi è riuscita a sbloccarla. Noi abbiamo, vedete, quel pallino giallo grande, questo qua, no, al contrario, questo qua, insomma quello di Osimhen, ma tant'è. E poi mi ero permesso di far vedere la classifica, dove si vede che il Napoli ovviamente stecca questa qui, il Milan ne aveva steccata una 5 partite fa, la Juventus è in grande forma, è la squadra più in forma del campionato, che poi giochino male lo sappiamo, però portano avanti questa striscia di vittorie importante. L'Inter anche ne aveva perse una 4 giornate fa, la Lazio ne perde 2 consecutive, la Roma a corrente alternata, l'Atalanta ancora non bene. Quindi questa è la situazione, e se raggiungiamo un bel numero di mi piace, che ne so, 1000 mi piace, possiamo fare anche, io domani mi sveglio e per voi sarà pomeriggio o sera, e possiamo fare un recap anche della Serie A, visto che per una volta hanno giocato tutte insieme e già sappiamo tutti i risultati dei fantacalci. Ecco, e andiamo tranquillamente con un ambrabama tattico. Siamo pronti anche a fare le pagelle. Questa è la curiosità che vi avevo promesso, questo è contenuto della Serie A, quindi può essere che non lo posso far vedere, ma insomma è Andanovic che dice così: mi raccomando, fischia pochissimo oggi, bocca al lupo, sì, vabbè. Allora, è Andanovic che dice mi raccomando, fischia pochissimo. Ed è una cosa che non lo so, chiedo a voi anche nei commenti. Noi non ci appelliamo all'arbitro, sicuramente no, l'abbiamo detto tranquillamente anche ieri, anche in reaction, anche in live, lo ha detto anche Guido. L'Inter ha meritato di vincere, il Napoli ha meritato di perdere, mettiamolo come premessa, così quelli che arrivano, lamentatevi pagliacci, eccetera eccetera. Però è una partita che va analizzata nel suo sviluppo, e nello sviluppo della partita c'è anche la direzione arbitrale che ti porta a fare delle riflessioni. E ovviamente è chiaro, se tu c'hai una fonte di gioco che è Kvara e glielo prendi ammazzate, e ogni volta che lui cerca di fare uno spunto prende un calcio, non arrivano mai i cartellini, dobbiamo dirlo per onestà, sia che il Napoli ha meritato di perdere, sia che il tipo di arbitraggio scelto da Sozza non aiuta la squadra che è imposta e che finisce col 63% di possesso di palla. Quindi la mettiamo lì così, e mi dite voi nei commenti se secondo voi è normale. Lo fa col sorriso sulle labbra, quindi sai che sono quelle cose, è una battuta, non c'entra niente. Però intanto c'è questa cosa che non è una cosa classica, mentre Andanovic lo dice a braccetto con Baldini, che è dei nostri, quindi siamo insomma alle solite. Quello che è importante per me stabilire è che le sorelle sono 3, non sono 7, non sono mai state 7. Per completezza andiamo a vedere questo gol come arriva, perché sì, noi se vediamo questo screenshot, che è il momento del cross di Di Marco,
vediamo in questo caso, perché qualcuno mi diceva pure Meret ci poteva arrivare, e in effetti poi la palla finirà lì proprio al limite dell'area piccola, quindi in questo momento, quando la palla è partita, ed è una palla veloce, tagliata, tesissima, che arriva in un attimo, però Meret è più vicino alla linea dell'area piccola rispetto a Dzeko, quindi un portiere che non indietreggia, perché sappiamo che Meret indietreggia molto nei suoi pali, perché nei suoi pali si sente forte ed è forte, un portiere che aspettava, insomma, avesse aspettato all'area piccola, poteva anche intervenire con un'uscita molto coraggiosa. Questo non avviene. C'è da dire anche che Dzeko arriva in corsa e Meret è fermo, quindi sotto questo punto di vista si può scagionare Meret. Non penso che possiamo dare grandi colpe a Di Lorenzo, perché fa un controllo a seguire Di Marco. La colpa di Rrahmani è di non sentire fisicamente il proprio avversario, si lascia attrarre dal pallone, fa una corsa verso il pallone, e vedete che poi pure volendo, se vogliamo essere onesti, anche Kim ha perso un pochino Lukaku, che rallenta la corsa per prendere un'eventuale ribattuta. Quindi dividiamo le colpe tra un buon 80%, anche 90% Rrahmani e un 10% a Meret, se vogliamo essere così. Ma se torniamo indietro, io individuo un'altra problematica, lo vediamo da qui, facciamo a ritroso proprio, ed è questo è il momento del passaggio di Mkhitaryan, dove vedete che l'Inter allarga proprio bene il campo, come ci aveva detto Spalletti, e noi siamo un pochino messi maluccio, perché ci sono le marcature preventive anche giuste a uomo, e qua secondo me o l'Inter l'ha preparata benissimo o è capitata così. Vedete come è largo Lukaku e come è largo Dzeko, e quindi tengono i due centrali molto, molto larghi sulla sinistra, lasciando Di Lorenzo isolatissimo in questo 1 contro 1. Politano non è in una zona ideale, anche Politano deve dare una mano su Di Marco sicuramente. Ma tornando indietro, vedete che anche Issa è lì su Mkhitaryan, benissimo, non era però a contatto con Mkhitaryan al momento del fallo laterale, ed è qui che secondo me si crea la problematica più grave, perché c'è Lobotka su Çalhanoğlu, c'è Olivera davanti a Lukaku perché Darmian sta battendo il fallo laterale, Kim che guarda Lukaku, Rrahmani che tiene Dzeko, Politano è in terra di nessuno, e Kvara là davanti è Zielinski, quindi siamo un po' passivi, ma quello proprio che non ha nessun uomo è Anguissa, che è molto in ritardo su Mkhitaryan e doveva sicuramente accorciare e marcare. Qui fa una rimessa semplicissima Darmian e Mkhitaryan si gira bene, Anguissa cerca con uno scatto di coprire ma non ci arriva, e poi il lancio di Mkhitaryan è onestamente perfetto. Quindi una grossa parte di responsabilità secondo me va data anche ad Anguissa in questo caso, perché non doveva arrivare così pulito il pallone a Mkhitaryan, che ha l'occasione, l'opportunità di fare quel lancio. Andiamo insomma a rivedere un pochino quelle che sono state le occasioni. Io mi sono segnato nel primo tempo un salvataggio di Lobo su Dzeko subito, un salvataggio di Kim su Lukaku, Di Marco che tira fuori su assist di Lukaku, e quella era una delle occasioni più clamorose, Darmian che spara alto su assist di Dzeko. E questi sono 4 campanelli d'allarme nel primo tempo di un Inter che onestamente gioca a difesa e contropiede, e non c'è dubbio e non c'è problema. Questo dovevano fare, questo sanno far bene, e questo hanno fatto, specialmente non avendo Brozovic, e quindi questi sono stati i primi campanelli d'allarme. Poi abbiamo un'occasione noi con Zielu che la cicca sul passaggio di Olivera, la scarpata di gioco, quindi rientra il discorso dell'arbitro, sono falli di Barella, di Skriniar su Kvara, un tiro alto di Lukaku su assist di Barella, lì c'è un errore di Lobotka, Meret che para bene su Di Marco, e lì poteva essere, perché poi hanno chiamato il fuorigioco, ma era anche lì il dubbio sulla linea, quindi comunque una buona parata di Meret. Anguissa che anche lui cicca e la tira fuori su assist di Lorenzo. Nel secondo tempo Osi viene bloccato da Çalhanoğlu, e poi c'è il gol di Dzeko su questo assist di Di Marco, Kvara che ha uno spunto e tira fuori. Ci sono poi la carambola delle sostituzioni e il tiro di Raspadori bloccato da Onana non si sa come. Allora sempre tranquillamente noi
noi diamo i voti ma non sappiamo, sono tutte intuizioni, non sappiamo qual è il piano gara di Spalletti. Ho sentito le parole di Spalletti, se volete facciamo anche un approfondimento, mi dite voi quanti video volete, io poi vedo se mi viene voglia di farli, perché lo so che dopo una sconfitta a volte si vuole pure staccare la spina, isolarsi un po' come deve fare il Napoli, un po' come ho consigliato al Napoli, e allora ha detto anche Spalletti, ci dobbiamo isolare da quelle che saranno le narrative generali. Però se voi volete altri contenuti può uscire domani, dopodomani, non lo so. A Meret mi sento quindi di dare 6, non voglio dare colpe anche perché ha stretto i denti, pare fosse febbricitante. Di Lorenzo 5,5, Amir Rachmani 5 perché perde proprio il contatto con l'uomo. Do la sufficienza a Kim, do la sufficienza a Olivera e do la sufficienza a Lobotka. Anghissà per me si prende 5, non lo vedo in forma, è un po' di giornate che parliamo di Anghissà con le ciabatte, senza scarpe, con i zuccolo, e lì secondo me stiamo perdendo un po' terreno al centrocampo. Zielinski 5,5, si fa vedere però non ha mai lo spunto decisivo. 5 a Politano, 5,5 ad Osi che ha provato ma ha avuto anche pochi palloni a disposizione, 5,5 a Kvara. Dei subentrati onestamente mi sento di dare un 6 ad Elmas che mi sembrava in palla, 5,5 a Raspadori perché sbaglia 2 o 3 controlli iniziali ma poi ha anche l'occasione di pareggiarla all'ultimo minuto, purtroppo la spara centrale è una napara. Gli altri che sono entrati, vedete, io mi sono segnato il minutaggio questa è una cosa nuova che secondo me dobbiamo fare sempre, perché ci dobbiamo anche rendere conto. Che voto do a Simeone che ha avuto 6 minuti, diciamo 10, ma negli ultimi minuti si gioca poco, è difficile dare un voto. Se mi volete dare voi un voto a Lozano e un voto a Ndombele che hanno avuto un po' più di minuti a disposizione, Lozano uno spunto lo ha fatto ma poca roba, ci si aspetta di più da Lozano in mezz'ora di gioco. Ndombele al posto di Anghissà sì, però poi ci sono state la carambola anche varie variazioni di gioco, perché quando entra Raspadori finisce ovviamente qui, e sarebbe stato col senno di poi non male avere 2 punte per mettere in crisi il trittico dei difensori che erano molto statici, e quindi lì con le 2 punte gli puoi entrare nel mezzo. Se Osimhen lo lasci da solo è difficile, quindi dietro Osimhen ci puoi mettere Raspadori, ci puoi mettere Elmas, ci puoi mettere lo stesso Kvara, io un giorno lo voglio vedere Kvara sotto punta, ci puoi mettere lo stesso Simeone che poi ci finisce, e quindi Raspadori qui al posto di Zielinski e cambia poco, però al 64esimo entra pure Lozano, dopodiché quindi con Lobot che chissà che restano qui col doppio mediano. Al 76esimo invece entra Elmas ed entra Ndombele, quindi la situazione resta invariata a livello tattico, e poi entrerà Simeone. Di conseguenza Raspadori finirà qui e Elmas finisce addirittura tra i 2 centrocampisti centrali. Poi Elmas è protagonista anche di un bello slalom qui e di qualche spunto dall'altra parte. Non un Napoli brillante, non un Inter impressionante, onestamente, se vogliamo dirla tutta. Non farei drammi perché abbiamo ancora un bel po' di vantaggio, ovviamente. Il discorso che si fa, meglio perdere adesso, io questo non lo sopporto e non lo posso accettare. Però come ve l'ho fatto con il Liverpool e come l'abbiamo fatto anche con le amichevoli, meglio perdere con il Liverpool, ok, la reazione c'è stata. Le amichevoli, meglio perdere le amichevoli, la reazione non c'è stata e abbiamo steccato dove si doveva reagire e dimostrare di essere già pronti, però non siamo pronti, e si può dire tranquillamente che c'è un problema di pesantezza nelle gambe. Spalletti ha parlato di velocità del pallone, quindi dobbiamo vedere subito, anche però in questo caso è categorico, con la Sampdoria non si può steccare, si vince con la Sampdoria e noi ci tranquillizziamo un attimo e rimettiamo le cose a posto, perché le altre squadre si possono affannare e devono vedere sempre un bel distacco di almeno 2 partite, ecco, 2 partite di vantaggio da tenere sempre. Se il Napoli poi si fa risucchiare, corna facendo, dalle tre sorelle che cominciano a essere punto a punto, lì ecco che i cartellini diventano fondamentali e purtroppo si rischia poi di sprecare un'occasione importante. Da New York vi dovete iscrivere al canale Telegram e dovete lasciare i like che vi siete dimenticati, mi raccomando. Zozza, non fischiare proprio, fischia pochissimo, è pochissimo a fischiare. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.